Adesso parliamo del Banco Alimentare perché è uscito proprio in questi giorni il nuovo bilancio di sostenibilità 2024. Abbiamo in collegamento Adele Biondani, che è la Presidente del Banco Alimentare Veneto. Benvenuta Adele. Buongiorno e grazie per l'invito. È Che, sempre un onore per me partecipare. che cosa ci racconta questo rapporto di sostenibilità? Ma in realtà questo rapporto di sostenibilità racconta la nostra vita quotidiana, la nostra vita che è fatta di relazioni, di rete con il mondo delle associazioni che giorno dopo giorno assistono chi è in difficoltà nella nostra regione, ma anche tutto il mondo delle industrie alimentari, della grande distribuzione, dei donatori che possono anche non essere alimentari perché per esempio la donazione di trasporti piuttosto che di carburante, piuttosto che anche la donazione di consulenza per appunto formulare questo bilancio di sostenibilità. Sono tutte reti che durante la nostra quotidianità noi cerchiamo di costruire per poter dare una risposta a chi oggi è in difficoltà. Leggo qualche numero: nel 2024 sono state recuperate e ridistribuite 4.660 tonnellate di alimenti. Gli alimenti hanno raggiunto 82.773 persone. Quanta organizzazione serve per fare tutto questo? Molta, ci serve molta organizzazione, soprattutto perché il nostro lavoro è basato principalmente sul contributo di 181 volontari che giorno dopo giorno ci dedicano parte del loro tempo e la loro professionalità che è costruita nel tempo. Certamente una parte importante la fanno i volontari che sono in magazzino, ma per arrivare a distribuire quei prodotti è necessaria tutta una serie di attività dalla parte di, prima di tutto, convincere le aziende che siamo dei buoni fruitori del loro prodotto e quindi ci vuole del commerciale che vada e parli la stessa lingua delle aziende dal punto di vista, quindi la professionalità anche su questo fronte, ma poi la tracciabilità del prodotto è indispensabile, quindi l'alimentazione del SAP sia in amministrazione che in magazzino sono per noi importanti, quindi diciamo che serve una grandissima organizzazione perché abbiamo una grande disponibilità di persone che donano il loro tempo a nostro favore, ma soprattutto perché abbiamo una grandissima responsabilità nei confronti di chi ci dona il loro prodotto, ma soprattutto di chi lo riceve. È chiaro il valore caritativo di questa impresa, però c'è anche un impatto ambientale in questo modo che viene abbattuto. In che modo? È un impatto ambientale importante perché questi prodotti che noi riceviamo nella maggior parte sono prodotti che rappresenterebbero comunque un rifiuto, quindi il fatto di poterli rigenerare, nel senso che sono prodotti che sono perfettamente commestibili ma non più commercializzabili per n problemi che potrebbero essere l'errore di etichettatura, una prova di produzione, un errore di produzione che può essere manca il sale nella pasta piuttosto che il sugo di pomodoro non è perfetto ma non corrisponde alla ricetta per cui viene poi messo in commercio. Quindi sono tutti prodotti che possono essere riusati perché altrimenti non sarebbero acquistati sul banco del supermercato, ma possono essere usati da chi oggi non ha un potere d'acquisto. Quindi da questo punto di vista ha un valore assolutamente ambientale perché non solo recuperiamo un prodotto che sarebbe altrimenti un rifiuto, ma anche un valore di recupero di quelle che sono state le materie prime necessarie per poter produrre quel prodotto. Quindi l'acqua usata, banalmente, i litri d'acqua sono un dato assolutamente importante da considerare in questa analisi. L'ultima domanda: perché è importante la trasparenza nel sociale? È determinante la trasparenza nel sociale, proprio per la responsabilità che abbiamo nei confronti dei donatori, in primis, siano essi donatori di cibo, ma anche di servizi, se non altro, e anche per una questione di donatori finanziari, perché chiaramente noi ci basiamo sulle donazioni di chi decide di sostenere la nostra attività,
ma soprattutto anche per una questione di trasparenza nei confronti di chi riceve il nostro prodotto. Quando qualche anno fa abbiamo, come Banco Alimentare Nazionale, abbiamo incontrato il Papa Francesco, ci ha richiamato su un aspetto importante, e cioè che tutti i numeri di cui noi siamo abituati a parlare, le scatole che siamo abituati a muovere tutti i giorni, rappresentano un volto di chi poi le riceverà. Quindi per noi è determinante che la trasparenza sia il nostro valore principale per poter dare un rispetto a chi ci dona, ma anche a chi riceve. Grazie Adele Biondani e buon lavoro.